ben soleggiato, mentre domenica ci attendiamo un aumento delle nubi marittime fino a cieli molto nuvolosi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Sì, buongiorno Fabrizio e buongiorno ai nostri ascoltatori. L'ha visto Sanremo, professore? Le è piaciuto? Allora, più che visto, io controllo i dati, sì, ecco, i trend, queste cose qui, però è molto interessante. Sì. Questa è un estratto, una pillola. Un Sanremo giovanissimo, mi sembra quasi. Molto giovane. Siamo al cospetto di Rita Longordo, che è di vicino in Sanremo, una frazione di Sanremo. Zecchino d'oro. Premiata al pari del nostro Massimo Morini, che è l'autore di questa parodia, di questa canzone sulla base di Dragostea Dintei. Palancheno che ne poteva anche diventare la sigla del nostro spazio di economia e società e finanza a Sanremo. Il presidente Totti ha dato questi premi, quindi la giovane amica, 8 anni se non erro, di zona Sanremo, per la vittoria allo Zecchino d'oro, quindi delle prospettive di carriera, diciamo così, piuttosto che Morini per le sue 30 edizioni al festival. Io credo che Totti si sia mosso bene in questo caso anche dal punto di vista comunicativo, perché devo dire che quest'anno la Liguria l'ho vista abbastanza alla ribalta dopo gli anni dei fiori. Quest'anno devo dire hanno dato un'enfasi particolare, inventando tutta una serie di quadretti, scenette, situazioni per la promozione del territorio, dei prodotti, proprio del discorso del turismo, tutta una serie di cose che secondo me saranno premianti. Sentiamo poi il passaggio che fa Totti con una sintesi anche delle nostre ultime 2 puntate, forse, alla BIT di Milano. Saremo fuori con nuove campagne in tutti gli aeroporti d'Italia e d'Europa per promuovere il nostro territorio. È appena finito un festival di Sanremo straordinario che ha dato una visibilità incredibile alla nostra Liguria, e per la prima volta è stato un festival che si svolgeva nelle strade della Liguria e non solo dentro il Teatro Ariston, con quel gigantesco palco in piazza Colombo, con una serie di iniziative collegate come mai si era visto. E ringrazio la RAI anche per lo sforzo e il sindaco di Sanremo. Il turismo può crescere come prodotto interno lordo, deve crescere come prodotto interno lordo, l'Italia ha ancora spazi di crescita, la Liguria ha spazi di crescita, alcuni settori stanno dimostrando una vitalità straordinaria, vedi il settore delle crociere, di cui siamo diventati prima piattaforma in assoluto del paese, con i porti di Savona, di Genova, di Spezia, tutti sopra il 1 milione di passeggeri all'anno. Ciliegina sulla torta, avremo per l'estate anche il nuovo ponte per Genova, la sostituzione di quel ponte Morandi che in primavera, come promesso dal commissario Bucci, verrà inaugurato, e quindi anche la viabilità e il nodo di Genova tornerà ad essere praticabile con maggiore serenità. Con la speranza che anche il resto delle autostrade ritornino praticabili, così come quello, insomma, il nodo genovese. Beh, decisamente sì, quindi Presidente Totti, Regione Liguria, binomio turismo, infrastrutture, nota dolente o positiva, speriamo che tutto vada bene, quindi una accoppiata vincente. Stessa situazione per il comune che era in trasferta in Svizzera alla Fiera Internazionale del Turismo Festo. Noi abbiamo avuto dal 2017 ad oggi comunque un trend in crescita, già tra il 2018 e il 2019 siamo oltre ai 2 milioni di presenze di overnights nelle strutture ricettive. Quindi è sicuramente un trend in crescita, 5-6% rispetto all'anno precedente, e ovviamente noi puntiamo a ulteriormente crescere. Dati snocciolati da Laura Gaggero, che è l'assessore al turismo e marketing territoriale. Cifre interessanti, le abbiamo ribadite anche la scorsa settimana con il commissario straordinario dell'agenzia in Liguria, Gian Pellegrini. Vediamo adesso la parte più infrastrutturale con invece Stefano Baleari. Chi conosce Genova non può non innamorarsene, pertanto io ritengo che questo qua sia un patto molto importante. Ovvio che invece dobbiamo lavorare sul discorso infrastrutturale,
quale è stato finalmente nominato il nuovo commissario per quanto riguarda il Terzo Valico e il nodo ferroviario di Genova, e pertanto finalmente i lavori partiranno col fatto che c'è un unico commissario che riguarda entrambe le infrastrutture importanti per la nostra città e per la nostra regione. Ritengo che si potrà andare avanti piuttosto velocemente. Noi abbiamo un aeroporto che comunque è in costante crescita in questi ultimi anni. Sta crescendo, dobbiamo cercare di migliorarlo sempre di più. Su questo ci stiamo muovendo. Oggi il fatto che fossimo qua presenti era proprio per cercare di capire se ci potessero essere dei collegamenti, e ci siamo ripromessi con Laura Gaggero che avremmo cercato di iniziare un tavolo magari con Lufthansa, ovviamente concordandolo con la Regione Liguria, per vedere se si potesse ripristinare un volo per Zurigo, che è un volo molto importante anche per il business, perché Genova è una città dove c'è molto business e bisogna andare anche verso l'Europa. Stefano Baleari, vice sindaco di Genova. Nel frattempo, a proposito di voli e di aeroporti, sta succedendo un po' di tutto da quel punto di vista. Sì, decisamente sì, lo vedremo poi fra poco. Adesso abbiamo parlato di sfaccettature del turismo, intendendo per esempio come impatta lo shopping, parlando dell'outlet di Serravallo, il 5 Terre Outlet di Brugnata, avevamo parlato di Costa Crociere, avevamo visto anche il Salone Nautico come grandi eventi. Avevamo notato come veramente colpiscono il territorio, sia come vetrina che come ricadute economiche. Abbiamo avuto la fortuna di intercettare una genovese che è Patrizia Aste, amministratore delegato di Breitling Orologi, che è stato sponsor del Salone Nautico 2019. In Breitling abbiamo suddiviso le collezioni in 3 ambienti: Air, Land and Sea, ovvero aria, terra e mare, in base alle caratteristiche delle diverse collezioni. Il segmento Sea ci porta sicuramente a Genova, dove da un paio d'anni siamo l'orologio ufficiale del Salone Nautico, un evento che è un vero e proprio appuntamento con il nostro pubblico. Qui noi esponiamo le collezioni legate al mare, la collezione Super Ocean, e veniamo in contatto con tantissimi appassionati di nautica che scopriamo essere appassionati di belli orologi e in particolare dei nostri orologi. Sicuramente gli eventi sono un modo molto interessante per far conoscere al largo pubblico il proprio marchio e condividere con il pubblico le tante storie bellissime che fanno di Breitling uno dei migliori marchi di orologeria del mondo nel settore lusso. In particolare poi io, essendo di Genova, ho una particolare soddisfazione e emozione nel poter contribuire al rilancio del Salone Nautico e con lui della bellissima città di Genova. Patrizia Aste è amministratore delegato di Breitling, importante marca. Un marchio di assoluto livello, una genovese di assoluto livello, quindi la città dovrebbe investire su questi suoi talenti e farli crescere. Certamente. Perché con eventi come il Salone Nautico e aziende di questo tipo, con investimenti importanti, certamente la città ne beneficia. A proposito di città che beneficiano, avevamo Venezia con il governatore Zaia intercettato alla BIT, che ci ha dato un flash su turismo e coronavirus. Coronavirus pesa moltissimo, visto e considerato che stiamo parlando anche qui di un cataclisma che arriva ad esempio a Venezia dopo la partita della grande alluvione. Abbiamo già avuto una comunicazione negativa purtroppo a livello internazionale sull'alluvione. Ce ne sono ancora cittadini del mondo che pensano che a Venezia ci sia l'acqua nei palazzi. Dall'altro coronavirus comunque con i blocchi aerei e con tutto quello che ne deriva deprime ancora gli arrivi. Spero che tutto questo passi e si torni alla normalità. Giustamente è un problema anche per esempio per il Salone del Mobile imminente a Milano, c'è un calo di presenze già previsto. Allora, abbiamo vissuto inevitabile il primo calo sulla settimana della moda, quello si tocca ed è certificato. Sul Salone le stime della presidenza del Salone hanno ragionato. L'anno scorso c'erano 30.000 cinesi, esatto. Quest'anno potenzialmente sono 0. Ecco. Vedremo un po', poi stanno studiando modalità dalla videoconferenza, tutta una serie di cose. Vediamo. A proposito, si diceva dove non arriva il coronavirus, però ci pensiamo da noi, ovvero se uno dovesse prendere cattive abitudini. Ma sì, siamo molto italiani, siamo eccellenti da certi punti di vista e siamo totalmente deficitari da altri. Ecco. E dico deficitari per non dire deficienti, nel senso, mi permetta questa espressione un po' cruda. Si può permettere tutto, professore. Se parliamo di linee aeree, a proposito di viaggiare, abbiamo la nostra crisi all'Italia che ci portiamo dietro nel programma
programma da un anno tranquillamente, ma gli italiani se la portano dietro da decine d'anni, anche in tasse pagate, proprio fatti di questi giorni ne hanno inquisiti una ventina di amministratori delegati, consiglieri di amministrazione eccetera, per spese pazze, per voli con rotte non economicamente sensate, cattiva gestione e cattive abitudini. Quindi non si capisce mai se è incompetenza, cialtroneria, se è peggio, non lo si sa. Ecco, nel contempo è esplosa la crisi di Air Italy, quindi la compagnia ex o attualmente Aga Khan, quindi Sardegna, ex Meridiana, quella roba lì, messa di punto in bianco in liquidazione. Anche qui non si capisce se dolo o solo semplice realismo, che potrebbe essere, perché poi qualcuno dice i voli devono andare, che subentra l'Italia, lei mi insegna che se le cose non stanno in piedi forse è meglio che chiudano. Mi pare il minimo. Un minuto di notizie dalla Liguria, poi torniamo a parlare di economia, società e finanza. All'asta del mobile ci sono i saldi, 60 giorni a meno 60%. Andiamo a vedere. Solo all'asta c'è. Gli sconti sono veri e in più comprando camera, soggiorno e cucina, il divano antimacchia l'ho pagato solo €1. Sul serio? Ma allora prendiamo! Attenzione, il mio divano! Ma che ti frega? È antimacchia. Asta del mobile, tutta un'altra musica. All'asta del mobile 60 giorni a meno 60%. Vuoi cambiare la tua cucina? Allora è il momento giusto! Nello store Cucine Arredo 3 Genova Campi sono iniziati i saldi, con sconti dal 30 al 50% su tutte le cucine. Cosa aspetti? Saldi, saldi, saldi! Arredo 3 store Cucine Genova Campi, in via Perini 38. Al The Space Cinema di Genova Porto Antico i prezzi sono cambiati. Tutti i film, tutti i giorni a soli €4,90. Info e condizioni dell'offerta su thespacecinema.it. Abbiamo protetto il territorio ligure. Una nuova protezione civile per una regione più sicura. Aperti e finanziati più di 200 cantieri contro il dissesto idrogeologico. Lo scolmatore del Bisagno, il più grande cantiere contro il rischio alluvioni. Regione Liguria, capaci di agire e di reagire. Babboleo News, cosa succede in Liguria? In corso le operazioni di sollevamento del maxi impalcato da 100 metri del nuovo ponte sul Polcevera. I lavori partiti ieri poco dopo le 18:30 sono stati sospesi in serata e ripresi dall'alba di oggi. In giornata la trave sarà al suo posto e questo porterà a 500 metri la porzione visibile della nuova opera realizzata dal Consorzio per Genova. Ad eseguire la manovra gli specialisti di Fagioli, già protagonisti della rimozione del relitto della Costa Concordia e della fase di demolizione del Morandi. Un pregiudicato italiano di 77 anni è stato arrestato dalla polizia di Genova perché sorpreso in possesso di cocaina subito dopo aver ceduto una dose ad un 30enne genovese. Sottoposto a perquisizione è stato scoperto che l'anziano pusher aveva con sé oltre 20 dosi di droga e più di €1.000 in contanti. Ad arrestarlo gli uomini della squadra mobile che da giorni avevano concentrato l'attenzione sulla zona di Molassana. L'uomo è stato fermato domenica scorsa, la notizia è trapelata solo oggi. L'anziano pusher si trova ora ai domiciliari. Paura nella notte per un incendio divampato in un'abitazione di Sanremo. Per cause ancora da accertare, le fiamme si sono sviluppate in un balcone al secondo piano di un appartamento di Corso Inglesi. Gli abitanti della palazzina sono scesi in strada immediato. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di Sanremo che hanno prima spento il rogo, poi messo in sicurezza l'area. Gli sfollati, una volta terminato l'intervento, sono tutti rientrati in casa. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassini, il nostro esperto economista, col quale viaggiamo e torniamo a parlare del coronavirus e un po' di quelle che sono le stime economiche, perché mondo, Europa, Italia, Liguria. Ma poi sì, alla il fine coronavirus, come qualsiasi cosa, poi si pone su diversi livelli. Ci può essere il turismo, ci può essere il business, che è l'altra variante del turismo, ci possono essere previsioni macroeconomiche, l'industria che va, che non va. Sentiamo l'intervento del nostro commissario Gentiloni sull'argomento. Non si possono fare paragoni con l'epidemia della SARS di 16-17 anni fa, perché il peso dell'economia cinese nell'economia globale nel frattempo si è moltiplicato di 4 volte, no? Quindi un parallelo con la SARS non è proponibile. Certamente ci sono degli impatti
sulle catene del valore di molte industrie, di questa situazione di blocco o comunque di rallentamento che c'è in diverse città cinesi. Quanto durerà questo rallentamento? Tutto dipende da lì. E poi bisognerà anche un po' insomma mettere insieme tutto. Non si sanno ancora bene le cose, perché un conto è rischio, un conto è incertezza. Il rischio lo puoi misurare statisticamente, l'incertezza non hai idea. Qui ad oggi noi non sappiamo ancora come prosegue, se si fermerà, come si può curare, se non si cura, si sta vedendo la mortalità, però per esempio la Cina magari non ha una affidabilità e trasparenza come potrebbe essere l'Europa. Posso dire una cosa bruttissima e anche però così lanciare un sasso nello stagno, non abbiamo dati dall'Africa di questa del contagio, per cui anche lì e in Africa i cinesi hanno tantissime attività e insomma l'avevamo tantissimi interessi. Accennato, è una cosa effettiva, lì non si sa niente, ma anche altri paesi più avanzati, per esempio Russia, 2 ricoverate per controlli sono scappate perché dice rischiamo più in ospedale che a star fuori, i medici non hanno le mascherine, quindi non si capiva bene, dice scappiamo che forse siamo più sicuri. Forse una delle cose che abbiamo fatto bene qua in Italia è stata la gestione dei primi casi. Che l'Europa, l'Italia siano assolutamente certificabili di qualità da questo punto di vista, cioè da dare affidamento. Quello che segnalava comunque Gentiloni è interessante e importante, ovvero se uno fa il parallelismo con la SARS, l'economia comunque cinese non era così importante e pervasiva come in passato e come adesso. Ecco, quindi questo cambia, perché prima magari venivano 1000 cinesi al Salone del Mobile, adesso ne vengono 30.000, prima spendevano 200 euro, adesso ne spendono 1.200, cambiano decisamente le prospettive. No, non penso che sia qualcosa legato alla situazione politica italiana o a questa o quella personalità politica. Quello che c'è di nuovo e che dobbiamo fronteggiare è una situazione in cui dopo alcuni anni di crescita non solo stabile ma anche piuttosto sostenuta, che in media in Europa andava vicino al 2%, adesso la crescita è più lenta e contemporaneamente le politiche monetarie della Banca Centrale Europea, che hanno salvato la moneta unica e hanno contribuito a evitare di andare in condizioni economiche negative, non possono essere le uniche ad affrontare la situazione. Questo anche per dire che mentre gli altri corrono, noi correvamo e adesso non più. Sì, l'Europa è ferma, lui certifica questo, era ferma a prescindere dal coronavirus. Certo. La Germania, la locomotiva industriale d'Europa, bloccata, meno 3,5 mi sembra sul mese di dicembre, numeri importanti. Sostiene che poi non si sta in piedi se c'è la politica monetaria, che sono misure espansive, ma serve produrre, vendere e comprare. E infatti l'intervento successivo è quello del nuovo governatore della Lagarde e della BCE. C'è un pilastro importante della risposta europea ad un mondo sempre più globalizzato. Nel corso degli ultimi anni la struttura della zona euro si è evoluta in maniera importante. Come sapete, però, mancano ancora degli elementi fondamentali, oppure sono ancora incompleti, e questo ostacola la capacità di sfruttare al meglio il potenziale dell'Unione Economica e Monetaria per i cittadini europei. Per questo il BCE ha chiesto e continuerà a chiedere un completamento dell'Unione Economica e Monetaria. Voglio dire, bisognava magari anche pensarci prima. Ecco, quello che sostiene la Lagarde è: io ho preso il testimone da Mario Draghi, che ha fatto una certa politica, io proseguo su questa politica espansiva, ma questo è solo una stampella a quello che dovrebbe fare poi l'Europa, quindi proseguire l'integrazione. Sarà in grado l'Europa di riprendere e scalare al rialzo la sfida europea? Brexit direbbe no, magari invece può essere effettivamente sì, perché se no non se ne viene fuori. Il passaggio successivo segnala, lo vedremo anche con la von der Leyen, un spacchettamento dell'argomento, cioè il tema del green. Il Green Deal europeo e le iniziative nazionali per finanziare la transizione ecologica potrebbero andarsi ad aggiungere a questa dinamica, contribuendo ad una crescita maggiore e sostenibile. A patto che poi ci si mettano i soldi e che si faccia in modo unitario, ecco, che ognuno non vada per la sua strada. Sì, anche perché i paesi dell'est Europa magari di carbone ne usano non poco e quindi sono negativi da questo punto di vista. Gli altri paesi lavorano abbastanza bene, ma quello che dicono tutti: servono i soldi, e qui la von der Leyen
Leyen ci chiede, chiede ai suoi votanti poi proprio questo. Le succès de ces négociations budgétaires dépendra des moyens que nous nous donnerons de financer notre pacte vert pour l'Europe. Moi, je n'accepterai aucun résultat qui ne garantit pas qu'au moins 25% du budget soit consacré alla lutte contro lo changement climatique. Una veloce traduzione. Sfida ambiziosa, se esatto. non accetterò nulla che vada a destinare sotto il 25% del budget per la sfida verde. Speriamo, a noi tornerebbe utile perché abbiamo modo di aggirare un po' di norme, magari per l'ILVA e per altre situazioni, certamente varrebbe la pena. Tra l'altro le emissioni di CO2 appunto sono più o meno stabili, giustamente va gestito tutto, non solo Italia o Europa. Qui è Conte che ci dà questa interpretazione. Basti pensare solo alla sfida dei cambiamenti climatici. Come si può pensare da soli di affrontare questa sfida? Ma dirò di più, anche all'interno dell'Unione Europea, in percentuale inquiniamo molto poco rispetto ai restanti continenti. Se non diventerà l'Unione Europea leader, non assumerà una posizione di leadership nel campo in direzione della transizione energetica, del contrasto ai cambiamenti climatici, se non riusciremo a coinvolgere tutti i continenti e i paesi anche meno in questo momento sensibili verso questo obiettivo, non avremo alcun successo. Paesi meno sensibili, legacy Cina e India, ad Cina esempio. e India sono i grandi, tra virgolette, inquinatori. Non so dire se servano le virgolette, diciamo che per esempio gli Stati Uniti, nonostante Trump si sia ritirato dagli accordi, comunque stanno inquinando meno, ma forse non magari per scelta, hanno già ma cominciato perché ma no, una politica green. Gli è convenuto usare un tipo di combustibile differente, ce l'hanno in casa e questo casualmente inquina la metà, e questa è una cosa positiva. A proposito di dati di andamento dell'economia, sentiamo invece il presidente di Confindustria Genova, Giovanni Mondini, che ci presenta gli indicatori economici del secondo semestre 2019. Un andamento positivo con dati che riguardano sia fatturati Italia che export positivi, un'occupazione che tiene, visto un po' l'andamento dell'economia generale. Ricordiamoci il secondo semestre 2019 che ha avuto qualche problema soprattutto per tensioni geopolitiche internazionali. Sappiamo che noi non possiamo vivere di domanda interna ma soprattutto di export, i dati sono molto positivi sull'export e questo ha aiutato a avere dati generalmente positivi. Le prospettive ovviamente per i 2020 però riflettono una qualche preoccupazione sempre legata a tensioni internazionali che, come sapete, ce ne sono tante. Eravamo sulla strada giusta e adesso dobbiamo comunque sopportare fronteggiare un po' queste cose, quindi una visione in sé abbastanza positiva nonostante le cose. Credo gli imprenditori siano abituati a fronteggiare quotidianamente, anche le famiglie sono abituate a fronteggiare quotidianamente le situazioni. A patto che ci siano le famiglie. Infatti questo è uno dei temi. Abbiamo visto quindi mondo, Europa, Italia, Genova. Vediamo il nostro portafoglio, ovvero un tema dei fiumi di parole. Fiumi di parole. Oh sì. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. E qual è questo tema? Allora, il tema è veramente un flash. Le spese detraibili. Ricordatevi che adesso per avere la detraibilità delle spese, quelle al 19%, quindi dalle assicurazioni sulla vita, spese sanitarie, veterinari, assicurazioni gli scontrini che vi tenete dalla farmacia. Ecco, perfetto Valenza, lei è puntualissimo. Io sono sceso in devono essere fatte con strumenti tracciabili. Carte di credito, debito, bancomat, queste cose qui, perché se no non valgono in sé. Tra l'altro poi gli scontrini li potreste anche buttare, perché usando le carte, cioè il codice fiscale, vanno direttamente all'Agenzia delle Entrate. Questo magari non tutti lo sanno, quindi tracciate e volendo tenetevi la prova, ma non è necessario perché il commercialista le estrae già dal vostro cassetto fiscale. Chiudiamo con un collega e con l'arrivederci, l'addio, diciamo. Sempre festival. Questo collega tornando al festival. Non ho proclami da fare. Fare il cronista è stato il mio mestiere, TG1 è stata la mia casa, ringrazio le persone con cui ho lavorato, ringrazio tutti voi che mi avete sempre accolto con un abbraccio e questo mi dà grande fantasia e grande gioia. Voglio dire che una delle regole principali della mia vita me l'ha insegnata Federico Fellini, quando mi disse una massima
che vi consiglio di tenere da conto, che può sempre servire, come tenere da conto un sorriso in tasca che serve sempre alla bisogna. Un altro che mi disse, Fellini mi disse una mattina: Vincenzo, non sbagliare mai il tempo di un addio o di un vaffanculo, che lo sbagli di un solo secondo ti si potrebbe ritorcere contro. Posso dire la verità, aveva ragione lui. Sì, noi che siamo uomini di tempi radiofonici capiamo. Sì, Vincenzo Mollica, sì. Rai, è un amico, collega, una persona amica del pubblico, quest'anno ha figurato molto molto bene al festival, va in pensione, lasciamo con questo simpatico saluto, questo arrivederci. Certo, con un abbraccio. Economia, società e finanza ogni settimana su Babboleo News, cosa succede in Liguria, con me Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis, al quale do appuntamento settimana prossima. A presto. A volte sceglieresti un'auto seguendo solo le emozioni, altre invece ascolti tutte le ragioni e in certi casi pensi più a domani che ad oggi. Ma ora con Nissan Qashqai puoi dire addio ai compromessi. A febbraio il crossover più amato da sempre è tuo a tasso zero, con zero anticipo e zero pensieri, con valore futuro garantito, anche senza permuta o rottamazione. Tanzero Taigun 01 con